Buongiorno, buongiorno e ben trovati, eccoci in diretta con una nuova edizione di Focus TG in questo sabato 28 di dicembre. C'è tanta cronaca per vari motivi, tra incendi purtroppo e nuovi temi legati alla sicurezza stradale. Torneremo a parlare anche di baby gang, ma anche di sviluppo delle nostre città. Allora, ringrazio intanto in regia Francesca Pezzo e Tommaso Migot che stanno curando la parte tecnica. Saremo insieme, come lo sapete bene, il sabato fino alle 13. Ci colleghiamo subito in diretta col nostro Filippo Fois da Venezia, perché arriva una storia particolare di difficoltà proprio durante le feste. Un incendio di un'abitazione di Burano, una coppia con un bimbo piccolo che è rimasta di fatto senza casa ed è scattata una gara di solidarietà. Buongiorno Filippo, a te. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo con diversa gente, tra poco ve la presento, ma innanzitutto vi presento Jacopo che ha 24 anni ed è la persona che ha subito l'incendio che ha distrutto la sua abitazione a Burano il 26 di dicembre. Ha 24 anni, di professione pescatore, e adesso che cosa succede? La casa non si può più abitare per un certo periodo di tempo, voi siete dovuti andare in affitto. Purtroppo sì, abbiamo subito questo incendio grave a Santo Stefano la mattina. Adesso purtroppo siamo, per fortuna, anzi abbiamo trovato una casa in affitto da poter stare, anche se adesso le spese saranno da affrontare un po' ingenti tra l'affitto e riassettare tutto quello che abbiamo perso, tutto quello che si può avere in casa. Ecco, La casa è di proprietà sua? Sì. Sta pagando il mutuo forse? Ho il mutuo, l'ho comprata da 7 mesi, purtroppo è successa questa cosa inaspettata. Il quadro elettrico che ha preso fuoco? Sì, il quadro elettrico ha preso fuoco giusto dietro i pannelli che avevo in piano terra, tutto compensato marino, legno, quindi dopo poco si è dilagato l'incendio, in poco tempo. I pompieri sono arrivati. Il tempo che ci mettono, una ventina di minuti, e purtroppo la casa è andata, a conto, quasi tutta carbonizzata. Ecco. Immaginate quindi il disastro che ha prodotto questo incendio il giorno di Santo Stefano e le spese a cui va incontro questa giovane coppia con una figlia piccola. E qua scatta la solidarietà, abbiamo gli amici della Protezione Civile. Come vi siete attivati? Ci siamo attivati che abbiamo fatto già un conto corrente per le donazioni, oltre anche al fatto che a questi ragazzi serve tutto, quindi abbigliamento, giochi per la bambina, perché fatalità è successo proprio il giorno dopo di Natale, quindi la bambina poverina ha perso tutti i giochi, tutte le cose. C'è una pagina Facebook intanto, da quale gestisco un gruppo Facebook che si chiama Info Burano, dove emaneremo anche lì il codice IBAN se qualcuno vorrà fare qualche donazione. Oltre anche al fatto che con la Protezione Civile faremo anche delle cassette, sia magari in chiesa o nella stessa sede della Protezione Civile, per raccogliere dei fondi così. Questo riguarderà l'isola di Burano oppure c'è anche in altri luoghi? Niente, riguarda l'isola di Burano sì, innanzitutto, però avendo emanato l'IBAN tutti possono dare un contributo. Anche perché questa famiglia è 26, è una famiglia che ha appena cominciato, è una famiglia nuova, una bastonata così non fa bene a nessuno. Lo trovate su Info Burano, il conto corrente, lo trovate sul mio profilo Filippo Lazzarini, lo trovate su Protezione Civile Burano e lo trovate su Avis Burano. Entro oggi pomeriggio trovate tutto il conto, trovate tutto l'IBAN, la causale è incendio Burano, Jacopo e la sua compagna, c'è proprio scritto e Asia. Questa mattina abbiamo fatto una riunione d'emergenza perché abbiamo aspettato un attimino che si sciogliesse la tensione. Abbiamo chiesto anche ai due ragazzi se volevano che ci attivassimo.
E noi quando ci attiviamo chiamiamo sempre Rete Veneta. E Filippo poi ci ha risposto subito e in un'ora siamo arrivati qui da Burano perché è la Una storia di grande solidarietà, non possiamo esimerci, grazie. Con la barca per aiutare anche lui, poverino, ha la bambina piccola e serve aiutarlo molto. Infatti, perché Se è fatta queste offerte verso di loro che serve. sono arrivati direttamente da Burano, che non è dietro l'angolo, ci siamo visti qua a metà strada a Piazzale Roma. Io chiuderei con Jacopo. Allora, comunque questa solidarietà le fa guardare magari al futuro con più ottimismo. Siamo senza parole perché già da subito, l'altro ieri che è successo il fatto, ci hanno già subito prontamente dato un alloggio, portato dei vestiti delle mamme, i miei amici hanno portato dei vestiti, altre persone lo stesso, anche per mia amorosa. E niente, sono senza parole, ecco. Vi ringrazio tanto, ognuno per uno di loro intanto e tutti gli altri che ci aiutano e che ci aiuteranno, ecco. Allora, siamo proprio in chiusura, voleva aggiungere un'ultima cosa. Una cosa in chiusura, loro hanno un mutuo di circa 800 euro, adesso hanno trovato una casa in affitto di altrettanto e noi questa mattina abbiamo dato una busta a quello che avevamo in cassa come protezione civile. Chi a Burano, faccio questo appello, chi a Burano ha una casa da dare sfitta ai ragazzi, a titolo per gratuito, piacere, con il cuore, la dia a titolo gratuito. un paio di mesi per giusto il tempo. Non possono pagare tutto non avendo niente, è una botta troppo grande. Mettiamoci il cuore. Ok, grazie. Con questo appello direi, Lina, che possiamo restituirti la linea. Naturalmente continueremo a seguire questa vicenda e ad aggiornarvi sulle novità. Davvero, davvero, grazie mille a Filippo, grazie agli ospiti per questa testimonianza anche di solidarietà, l'avete sentito, davvero una bella mobilitazione. Ne riparleremo con tutti gli estremi per dare una mano nei telegiornali di questa sera. E sono terminate all'alba di oggi anche le operazioni dei Vigili del Fuoco di spegnimento e bonifica del tetto in legno ventilato di oltre 700 metri quadri dell'ex palazzo delle Canossiane di Adria, interessato da un incendio, pensate, dalle 17:20 di ieri pomeriggio. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le squadre arrivate dal locale di staccamento Cavarzere, Rovigo, Abano Terme con 16 operatori più funzionario di guardia sono riusciti a contenere le fiamme al solo tetto, riuscendo a evitare un rogo generalizzato di tutto il palazzo. Le cause sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco, avete visto le immagini. L'intero palazzo non è abitato a eccezione dell'ufficio postale posto al piano terra della struttura, che naturalmente per oggi è dovuto rimanere chiuso. A Vicenza ora, con un incidente domestico, cade in terra e resta sul pavimento per 2 giorni a salvare un uomo di 64 anni che vive da solo nel comune di Montecchio Maggiore. Sono stati anche in questo caso attenti fortunatamente i vicini di casa, insospettiti dal silenzio prolungato. Ha trascorso il giorno di Natale e quello di Santo Stefano a terra, sul pavimento nel suo appartamento di Via Verdi ad Alte Ceccato, il 64enne che era caduto accidentalmente in casa e che, non riuscendo più a rialzarsi, non aveva più dato notizie di sé. Ora è ricoverato all'ospedale di Arzignano in condizioni stabili, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. A salvare l'uomo i vicini di casa che, insospettiti per la sua assenza, avevano provato a citofonare al suo alloggio e a contattarlo telefonicamente. Il ripetuto silenzio dell'uomo ha fatto scattare l'allarme alla centrale di polizia locale. Gli agenti hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per poter accedere all'interno dell'appartamento, dove a terra hanno trovato dolorante il 64enne, cosciente ma in stato confusionale. È intervenuto anche il personale sanitario del SUEM 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato in ambulanza il malcapitato al pronto soccorso in codice giallo. E restiamo in zona perché c'è stato anche un grave incidente stradale. Ieri sera alle Alte di Montecchio Maggiore 2 persone sono state investite mentre attraversavano la strada.
Sono attualmente ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza e di Arzignano i 2 pedoni che nella serata di ieri sono stati investiti a Montecchio Maggiore lungo la strada regionale 246. Le loro condizioni sono costantemente monitorate, avendo riportato ferite e contusioni di media gravità. Al momento sembra fortunatamente escluso però il rischio di perdere la vita. L'incidente è avvenuto verso le 20 in viale Trieste, dove le 2 persone stavano attraversando la strada. Dopo aver eseguito i rilievi del sinistro, sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine le dinamiche dell'accaduto. E torneremo tra non molto a parlare di sicurezza, o meglio di insicurezza purtroppo stradale, con Anna De Roberto in collegamento da Spresiano. Intanto andiamo avanti con la cronaca di queste ultime ore e con l'arresto da parte della squadra mobile di Belluno, operazione questa che è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa in mattinata. Un uomo è stato appunto arrestato per la detenzione di LSD, parliamo di uno stupefacente molto potente. L'indagato è un 50enne già noto alle forze di polizia, che era finito già da un po' sotto l'attenzione dei poliziotti bellunesi. Appunto sapevano che era dedito alla distribuzione al dettaglio di questo stupefacente. Venerdì è scattata la perquisizione. Venerdì 20 dicembre degli uomini della 4ª sezione antidroga in casa del soggetto, e all'interno del frigorifero sono stati trovati, l'avete visto, i 3 flaconi in plastica contenenti questa sostanza, che è stata poi naturalmente analizzata, da qui l'arresto per detenzione ai fini dello spaccio. E poi c'è il caso di un dipendente Luxottica, rubava occhiali in azienda per rivenderli sul web. Le indagini sono partite proprio dall'azienda leader del settore nella Gordina. Occhiali sottratti in azienda e poi attraverso un account messi in vendita su un noto sito di e-commerce. A finire nel mercato del web almeno 200 pezzi di occhiali nuovi di zecca, griffati con tanto di busta e certificato. Autore del gesto, secondo l'attività investigativa della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Belluno, sarebbe stato proprio un dipendente impiegato nelle linee di produzione, 24 anni. Le indagini partite da una segnalazione degli organi di sicurezza interni di Luxottica. L'azienda, l'estate dello scorso anno, aveva siglato un protocollo d'intesa con la polizia per creare una sinergia tra il servizio di polizia postale per la prevenzione e la repressione dei crimini informatici, ispirata al principio della sicurezza partecipata. Un sodalizio che ha portato dunque i suoi frutti, permettendo di identificare in poco tempo il 24enne responsabile della scomparsa di tutti quei pezzi. In tutto accertate 200 sottrazioni di altrettanta paia di occhiali. Gli investigatori hanno sequestrato l'account che era stato creato e utilizzato per la vendita illegale sul web. Il giovane ora rischia il licenziamento da parte di Luxottica per giusta causa, e la notizia ha subito raggiunto i vertici della Camera di Commercio di Treviso Belluno con il presidente Mario Pozza. Bene venga che ci sia un provvedimento serio, disciplinare nei confronti di chi fa il furbo in questo modo, e mi sembra che tra l'altro i dipendenti di Luxottica hanno un miglior welfare che tanti invidiano, e comportarsi in questo modo è veramente scorretto. È bene che qualcuno lo metta alla porta. Questo dunque è il caso che arriva da Luxottica. Allora, come vi avevo annunciato, andiamo in diretta da Anna De Roberto, che si trova a Spresiano, con il sindaco Marco Della Pietra e un agente di polizia locale. Purtroppo Spresiano, nella Marca, è stato teatro dell'ultimo incidente mortale in ordine di tempo in questi giorni, ma evidentemente la guida spericolata degli automobilisti prosegue, perché c'è stato un post molto duro sui social proprio del Primo Cittadino. Anna, a te. Sì, Lina, buongiorno. Guida spericolata, ma anche guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. Tra l'altro, mentre stavamo attendendo di avere la linea per il collegamento, proprio qui siamo lungo la Pontebana, e quello che vedete alle mie spalle è il semaforo del centro. Un automobilista è passato con il rosso pieno davanti agli occhi del sindaco Marco Della Pietra, che è qui con me, e a un agente di polizia locale del comune di Spresiano, Giovanni Patete. Buongiorno ad entrambi i nostri ospiti. Il racconto di quanto accaduto alcune sere fa
proprio qui, più avanti, all'altezza della nuova rotonda dell'Odissea, dove un'automobile guidata da un giovane che non aveva nemmeno 30 anni, senza patente, con un tasso alcolemico superiore ad 1,5, che correndo ha invaso più volte la corsia opposta e poi è andato a schiantarsi. L'incidente è stato rilevato proprio dall'agente che è qui con noi, da cui vorrei partire, perché è il racconto di una serata che avrebbe potuto davvero trasformarsi in una tragedia. Lei ha rilevato l'incidente, il giovane cosa le ha detto? Ma il giovane, guardando il tasso alcolemico che aveva addosso, era sconnesso, cioè rideva, piangeva, chiedeva scusa, ma il danno ormai era stato fatto. Ecco. Avrebbe potuto davvero fare diverse vittime, no? Invadendo più volte la corsia opposta, correndo lungo la Pontebana, che è già teatro di tanti incidenti. Ma sicuramente sì, la fortuna ha voluto che il tutto è avvenuto sulla rotonda e poi lui è andato a sbattere sul guardrail, ma poco più avanti c'è un rettilineo dove passeggiano anche le persone e quindi sì, sarebbe potuto essere una cosa molto molto grave, ecco. Senta, è davvero entrato da poco in vigore il nuovo codice della strada, le sembra che stia sortendo l'effetto sperato? Ma al momento ancora no, perché penso che non tutti siano informati. Le infrazioni che rileviamo continuano a essere le stesse del vecchio codice della strada, però mi sento di dare un consiglio a tutti, considerato che con il nuovo codice della strada è stata introdotta la sospensione breve della patente, che riguarda telefonini, cinture di sicurezza, passaggio con il rosso, guida contromano, per cui il mio consiglio è di prestare molta più attenzione. Che è quello che l'ha fatta indignare, sindaco, tant'è che lei ha voluto rendere pubblico quanto accaduto attraverso un post al vetriolo su Facebook. Perché ha fatto questa scelta? Ma perché noi come istituzioni, ma anche come cittadini, ma anche come associazioni, soprattutto dei familiari delle vittime della strada, stiamo cercando di sensibilizzare, di fare di tutto e di più, insomma, affinché ci sia sempre una morte in meno, no? E poi trovi non so neanche come definirli, perché dopo sarei anche volgare, magari non è il caso, che, cioè voglio dire, non è che fosse senza patente perché l'ha dimenticato, perché gliel'hanno ritirata, che già di per sé stesso comunque sarebbe una cosa grave. Questo non l'aveva mai conseguita, cioè di cosa stiamo parlando? E giustamente, come dicevate voi prima, poteva essere una strage e in quel caso là fosse successo qualcosa, poi nel prosieguo come ci sarebbe comportati? Perché vedete, se a fare l'incidente è uno che non ha la patente, quindi non ha l'assicurazione, quindi non ha nulla, sapete, poi dopo c'è anche quella parte lì, no? Per cui sì, era proprio, più che altro è stato un post di frustrazione, ecco. Un post che segue un altro post in cui lei ha denunciato quanto si corra comunque in Pontebana. I numeri continuano ad essere importanti. Ma vedete, la Pontebana ha dei tratti, specie dove sono avvenuti 2 mortali nel giro di qualche mese, no? E l'ultimo appunto qualche giorno fa, il ragazzo di Susegana di 44 anni, ma ancora prima il 18enne che era stato investito sempre in quel tratto lì. Ci sono dei tratti di strada che invitano a correre, di fatto sono 4 chilometri di rettilineo senza interruzione. Quindi metterà l'autovelox? Ma adesso valuteremo cosa fare, perché poi vedete, poi si scatena l'effetto contrario, no? Mettono l'autovelox per fare sanzioni. Guardate, vi dico una cosa che solitamente non dico, però visto che funziona così meglio dirla. Noi qui abbiamo una Pontebana che fa circa più di 20.000 veicoli al giorno, in ingresso e in uscita. Bene, noi all'anno facciamo circa 700.000 euro di multe, potremmo farne 25 milioni, perché credetemi, con quella mole di veicoli là potremmo fare quello che vogliamo. Invece assolutamente si cerca di fare il minimo possibile e lo si fa con il T-Red, che se uno passa col rosso è giusto che gli ritirino non la patente, de più, no? E poi su cosa lo facciamo? Su revisione scaduta e su assicurazione scaduta. Quindi cerchiamo di preservare gli altri da eventuali danni, no? Senta, ma sulla base dei dati che avete ci sarebbero i numeri per mettere un autovelox? Perché sappiamo che la richiesta di autorizzazione dell'autovelox in prefettura deve come dire, essere corredata da dei numeri che attestino che lì l'autovelox è necessario perché è una strada ad alta incidentalità. Ma io credo che oggi come oggi i numeri non avremo difficoltà, ecco, ad averli, ma anche perché è cambiata un po' la normativa anche sul
sulla posizione di autovelox fissi, che ricordiamo poi adesso sono gli unici che vengono riconosciuti, perché c'è anche quel problema lì, no? Che l'omologazione, non so, tutta quella cosa, è un anno che stiamo aspettando di sapere, no, come fare con i rilevatori mobili, ma non importa, questa è tutta un'altra storia. Detto ciò, adesso vedremo, perché appunto il tratto di strada collega 2-3 comuni, perché poi subito dopo c'è anche Susegana, e quindi dovremo sentirci anche 3 sindaci e vedere che tipo di intervento fare. Certo è che se uno esce di casa senza mai aver conseguito la patente, fregando l'auto al coinquilino, bevendo e facendo manovre del genere, puoi mettere tutti gli autovelox che vuoi. Così come passare con il rosso con un agente di polizia locale e il sindaco davvero a pochi metri di distanza, una barzelletta. Lina, noi da Spresiano a questo punto restituiamo la linea. Grazie ad Anna De Roberto che è con Simone Merlo, grazie naturalmente agli ospiti. Allora, proprio riguardo all'incidente di cui parlava il sindaco, ci sono anche gli aggiornamenti che vengono dalle indagini, perché si svolgerà l'ultimo giorno dell'anno, quindi martedì prossimo, l'autopsia su Edward Sciacca, il 44enne albanese che è morto, come detto, la sera del 23 dicembre in Pontebana, a Spresiano. A stabilirla è stato il magistrato titolare dell'indagine, per la quale l'altro conducente dell'auto che ha impattato con quella della vittima è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. In particolare l'esame che sarà condotto dal medico legale Alberto Furlanetto servirà a stabilire se Sciacca aveva agganciato le cinture e qual era il tasso alcolico eventuale nel sangue. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la Punto, condotta dall'albanese, sarebbe entrata in collisione con la Golf dell'altro conducente coinvolto, che avrebbe in parte invaso la corsia opposta. Il 53enne trevigiano ha riportato solo lieve ferite, mentre, come detto, il cittadino albanese è deceduto nell'impatto dopo essere stato sbalzato fuori dal veicolo. Allora, andiamo adesso al tema sempre di strettissima attualità. Vedremo poi se anche nel bilancio della Polizia di Stato di Padova, di cui si sta occupando in questo momento il collega Federico Fusetti, si tornerà sul tema. Parliamo di baby gang perché c'è stata l'ennesima operazione da parte dei carabinieri, questa volta del comando provinciale di Treviso, denunciati per rapina 6 minori tra i 14 e i 17 anni. Erano autori, secondo le forze dell'ordine, di numerose rapine avvenute nell'Interland trevigiano negli ultimi mesi, e non si escludono anche altri colpi precedenti. Catenine d'oro, giubbotti firmati, cellulari, contanti. Il bottino di una banda di 6 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, denunciati per rapina. L'indagine congiunta della Polizia Locale di Treviso e i Carabinieri, che visionando le telecamere di videosorveglianza ha permesso la loro identificazione. Una baby gang che da mesi ormai metteva sotto scacco l'Interland di Treviso. Rapine messe a segno talvolta armati di coltello, altre con minacce e intimidazioni, altre ancora con l'uso della violenza. Alle Fiere di San Luca, dove un 18enne è stato vittima di una rapina, dove è stato circondato da 3 di questi minori che gli hanno poi strappato la collanina d'oro. Altri episodi poi sono accaduti il 23 d'ottobre, dove appunto dei giovani nel giro di poche ore sono stati avvicinati, circondati e derubati da 5 di questi giovani di pochi oggetti, quindi parliamo sempre di catenine in oro, giubbotto, piuttosto che il cellulare, e quindi poi insomma le violenze sono continuate nei giorni scorsi, nei giorni passati, e hanno portato poi a altre 2 rapine che sono state consumate sempre nell'ambito del capoluogo. Il 20 novembre e il 3 dicembre protagonista uno dei minori che, armato di coltello, ha rapinato 2 coetanei, uno dei quali davanti alla sua abitazione, sottraendogli 5 euro in contanti in un caso e un giubbotto di marca nell'altro. Scattata nelle scorse ore la perquisizione delle loro case. Sono saltati fuori gli indumenti con cui sostanzialmente che indossavano al momento in cui hanno commesso i reati, e alcuni oggetti che chiaramente sono in via di approfondimento per capire se ci sono altre possibilità che siano coinvolti in altri fatti del genere. Non è escluso infatti che la banda di minori avesse già messo a segno alcuni colpi prima di ottobre. Durante le perquisizioni infatti uno dei ragazzi ha confessato di aver rubato un giubbotto firmato, consegnato poi spontaneamente alle forze dell'ordine. Proseguiranno dunque le indagini, ora coordinate dalla Procura dei minori.
Ora una fontana per lavare via il dolore, questo l'appello della mamma di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito e ucciso in via Castelmenardo a Treviso. Restano in carcere i 3 ragazzi arrestati lunedì all'alba e starebbe emergendo che a sferrare il colpo alla gola fatale al ragazzo potrebbe essere stato il più giovane dei 3, un 15enne. Vorrei un ricordo stabile dove lo hanno aggredito con fiori, piante, una fontana di acqua che lava via il dolore e lascia la gioia. È questa la semplice richiesta di Monica, la mamma di Francesco Favaretto, il ragazzo morto 10 giorni dopo l'aggressione shock di via Castelmenardo. Una fontana che lava via il dolore, lì dove il figlio è stato massacrato, prima con delle coltellate, poi con dei cocci di bottiglia, il 12 dicembre scorso. Per quella mattanza 10 sono gli indagati, di questi 6 minorenni. In via Castelmenardo, dopo la notizia della morte del giovane, l'antivigilia di Natale, sono comparse 3 rose. Su una lettera qualcuno ha scritto: per te Francesco e tutti i giovani ho fiducia in voi, per te sindaco Mario Conte e la città di Treviso ho fiducia in te e in questa città. Intanto a mamma Monica stanno arrivando tanti attestati di solidarietà e vicinanza umana, c'è anche chi si offre di sostenere parte delle spese del funerale, messaggi che confortano, mentre le indagini proseguono con i 2 maggiorenni, Angelo Riccardo Zuna, 18 anni di Treviso, e Ade McLinkspool, 19 anni, residente a Ponte di Piave, che restano in carcere, così come il 15enne. Confermata per il 30 dicembre l'autopsia sul corpo di Francesco. Sullo sfondo il mondo della trap, lo stesso Zuna è molto seguito sui social. No cap, pensavo al guadagno, motivo che mi rende matto, crazy finché non firmo un contratto. Un loco ti chiamerà G, ma poi ti infama, non mi fido affatto. Di giovani alla deriva aveva parlato nei giorni scorsi la stessa questora di Treviso Alessandra Simone, per Casugana non semplici bulli. Quelli di via Castelmenardo sono purtroppo giovani proprio da servizi sociali o servizi specialistici, sono giovani su cui serve un intervento intanto di multi-equip, perché dietro è evidente, insomma, ci sono delle dipendenze, dove ci sono dipendenze non basta il progetto di tipo sociale. Che sono veri, sono sempre pronti all'appello, che per il tatto magico. E di atti di violenza continuiamo a parlare perché si sono vissuti momenti di tensione la scorsa notte all'esterno di un locale di Padova con 4 giovani tunisini che hanno minacciato con lo spray al peperoncino e un coltello il buttafuori. Quel bel faccino durerà poco, la frase scandita brandendo un coltello e lo spray al peperoncino in 4 hanno accerchiato un buttafuori di un locale di via San Crispino a Padova la notte tra Natale e Santo Stefano. I responsabili della violenza sono 4 giovanissimi tunisini che il buttafuori stava cercando di allontanare dall'ingresso del locale perché non tesserati. Di fronte al rifiuto, il più giovane, ancora minorenne, ha mostrato il coltello ed estratto lo spray al peperoncino. La polizia, allertata da alcuni testimoni, è arrivata sul posto in pochi minuti, trovando i 4 mentre cercavano di entrare in un altro bar. Si tratta di un episodio contestualizzato nell'immediatezza, quindi un'attività preventiva perché probabilmente avrebbero potuto commettere qualcosa nel corso della nottata. Un episodio dove praticamente l'impegno quotidiano da parte, ripeto, delle articolazioni di controllo del territorio e di sicurezza è anche rivolto a questi giovani. Recentemente abbiamo avuto 2 attività con appunto anche qui arresti di minori, sempre per rapine commesse con l'utilizzo di un coltello o con lo spray al peperoncino. Si tratta di una situazione che viene monitorata, quindi non solo attraverso l'attività di repressione sul territorio, anche attraverso diciamo una vera e propria attività di responsabilizzazione dei minori, dei ragazzi. Il minorenne aveva ancora lo spray al peperoncino ed è emerso che a luglio era scappato da una comunità di Pordenone in cui era stato collocato dopo una rapina fotocopia commessa a Jesolo, in cui la vittima era stata aggredita con spray al peperoncino e minacciata con un coltello. Dopo la fuga era stata disposta dal Tribunale per i minorenni di Venezia l'aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere, così il
ragazzo è stato portato alla casa circondariale per i minori di Treviso. Degli altri 3 giovani coinvolti, un minorenne senza fissa dimora è stato affidato ad una comunità, mentre gli altri 2 denunciati per minacce aggravate. La polizia era impegnata nei controlli del territorio intensificati nel periodo di Natale dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, controlli disposti anche negli ultimi giorni dell'anno. Stiamo anche preparando alla messa anche del 29, la messa di celebrazione domenica prossima per appunto l'apertura e l'inaugurazione dell'anno giubilare. Anche qui ci sarà la messa solenne e poi i festeggiamenti. Ci faremo anche un tavolo tecnico qui in questura il 30 dicembre per il concertone di fine anno in Prato della Valle. Sicuramente sarà una festa, quindi garantiremo al massimo ripeto, le condizioni affinché tutti possano tranquillamente e serenamente festeggiare l'ultimo dell'anno. Del Capodanno blindato in Prato della Valle parleremo tra pochissimo, andiamo velocemente in pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati con gli aggiornamenti di cronaca che arrivano in questo sabato 28 dicembre. È già ora naturalmente di parlare di Capodanno. Poco fa in servizio abbiamo sentito il questore di Padova, Marco De Orisio, parlare del tavolo che ci sarà il 30 di dicembre per la sicurezza proprio per i festeggiamenti, soprattutto nelle città più grandi dove si prevedono spettacoli particolarmente affollati. Vale un po' in tutti i capoluoghi in ogni caso queste disposizioni. Allora, a Prato della Valle abbiamo detto sarà un Capodanno blindato, sono attese almeno 10.000 persone. Federico Fusetti e Cristian Roque Allende ci spiegano proprio qual è l'organizzazione in vista della notte di San Silvestro. Sentiamo. Sarà un Prato della Valle blindato, quello che accoglierà le almeno 10.000 persone che parteciperanno al grande concerto di Capodanno. Un Prato della Valle blindato per garantire sicurezza a tutte queste persone, e saranno solo 3 i varchi di accesso possibili. Siamo venuti proprio qui in Prato della Valle con Cristian Roque Allende per mostrarvi come sarà organizzata la piazza. Un varco sarà quello di Santa Giustina, quindi si potrà accedere da lì in fondo. Un secondo varco dalla parte opposta, cioè dalla zona della loggia Mulea, dove poi in realtà sarà anche posizionato il palco, e un terzo varco invece sarà nella zona del Santo, quindi là in fondo dove vedete le cupole. Altra particolarità, l'isola Memmia verrà tutta recintata per evitare che qualcuno possa cadere nella canaleta, quindi in acqua, quindi tutta l'isola sarà chiusa. E poi un imponente dispiegamento di forze dell'ordine. Ci saranno almeno 100 steward, almeno 100 agenti tra le varie forze dell'ordine, 25 agenti della polizia locale, e poi la protezione civile naturalmente è presente di supporto. Oltre a questo, per arrivare in Prato della Valle ci sarà un sistema di bus navetta gratuiti che partiranno in pratica da tutti i quartieri della città, quindi ovviamente tram, servizio tram sospeso, ma servizio gratuito di trasporto pubblico che porterà qui in Prato della Valle. Il tutto fino all'1:45, quando verranno diciamo spente le casse, quindi la musica verrà silenziata e pian piano ci sarà il deflusso. Dicevo di 10.000 persone perché sarà questo il numero massimo previsto di persone sotto al palco, che come vi dicevo è posizionato lì nella zona della loggia Mulea. Come si farà ad essere sicuri sulla capienza? Ci saranno i contapersone, quindi nei 3 varchi che vi ho elencato ci sarà anche la possibilità di contare le persone che arriveranno. Ovviamente tutto il resto della piazza invece sarà libera e quindi non ci saranno limitazioni, quindi insomma manca ancora poco, ma tra poco verranno posizionati anche i blocchi di cemento e tutto quello che servirà per limitare gli accessi. A Vicenza, raffica di controlli della polizia durante le festività, bilancio di 2 denunciati e oltre 170 persone identificate al giorno.
Città blindata durante le feste. La polizia scende in campo con una raffica di controlli anche in chiave antiterrorismo per proteggere le zone più affollate di Vicenza, i mercatini, i luoghi di culto. Con le volanti della questura ci sono il reparto prevenzione crimine di Padova e le pattuglie in borghese della squadra mobile. Fari puntati anche sui quartieri dove è più alto l'allarme sociale. Il giorno di Natale sono state identificate 177 persone, 187 a Santo Stefano. Controlli anche sui veicoli, 32 quelli fermati il 25 dicembre, altrettanti il 26. In particolare a Natale gli agenti sono intervenuti in via Manara, dove un passante nota in un giardino la bicicletta elettrica che gli era stata rubata in piazza Castello all'inizio del mese. Fermato dagli agenti, l'uomo che è uscito dal giardino in sella alla bici è stato accompagnato in questura. Il 18enne italiano è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta, del valore di 2.500 euro, è stata restituita al proprietario. Il 26 dicembre invece in Viale Verona i poliziotti hanno rincorso un nigeriano che ha tentato la fuga in bicicletta per poi abbandonarla e mischiarsi ai clienti di un negozio di Corso Santi Felice e Fortunato, dove dietro a dei barattoli di pomodoro ha tentato di nascondere degli involucri di cellophane contenenti marijuana. Intercettato e fermato, gli è stata trovata altra marijuana nel giubbotto per un totale di 45 grammi e denaro contante per 415 euro. Accompagnato in questura, l'immigrato 31enne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Naturalmente ogni provincia, ogni territorio ha le sue peculiarità e dunque nel bellunese quella che è appena iniziata è l'ultima stagione invernale prima delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e anche per la Polizia di Stato si tratta di un test importante in vista della sfida a 5 cerchi, impegno confermato dal neoquestore della città Roberto Della Rocca. Affineremo, ma già ho trovato un gruppo coeso, una collaborazione importante fra le varie componenti per questo inverno sicuro prima dell'altro inverno che dovrà essere ancora più sicuro. Vacanze sicure in montagna grazie alla squadra della rete di emergenza e di assistenza sanitaria approntata come per ogni periodo di afflusso importante nei comprensori sciistici bellunesi. Non è stata una sorpresa per il neoquestore di Belluno confrontarsi con una organizzazione già oliata che nella stagione 2024-2025 sarà chiamata ad affinare i suoi ingranaggi. Ritengo che chi viene poi a sciare a Cortina, a passare le vacanze a Cortina, possa già essere ancora più sicuro rispetto al passato. È una sicurezza che viene garantita anche dal personale della Polizia di Stato che opera per il soccorso in pista. Esattamente, a Cortina abbiamo un impiego importante di soccorso piste che ovviamente valuta sia la salute degli sciatori sia anche un aspetto di pura sicurezza. L'impegno anche per questa stagione sarà numericamente massiccio per consentire di garantire a tutti vacanze in sicurezza a tutto tondo. Ai fruitori delle piste da sci governate da regole e dalla legge l'invito a comportarsi correttamente per evitare di trovarsi nei guai. Come diciamo il solito guida sicuro, dobbiamo dire anche scia sicuro. Ovviamente ognuno deve avere coscienza di quelle che sono le proprie capacità, di non affrontare ovviamente percorsi che non sia in grado di fare sia all'interno delle piste da sci sia ovviamente nelle arrampicate, perché questo poi mette anche in agitazione e ovviamente anche una spesa importante per quello che è il soccorso. Sicuramente bisogna che ognuno vada a sciare consapevolmente in modo che non metta a repentaglio la sicurezza degli altri, cioè fate le buone vacanze in maniera corretta. Queste dunque le raccomandazioni che arrivano dalla Polizia di Stato, dalla montagna alla laguna, la Capitaneria di Porto di Venezia ormai prossima a chiudere la prima fase dell'inchiesta dopo l'incidente davanti a Sant'Elena tra la motonave privata Osvaldo e un battello ACTV della linea 1. I legali dei comandanti dei mezzi coinvolti preparano la strategia difensiva. La Capitaneria di Porto di Venezia è vicina a chiudere la prima fase dell'inchiesta, quella degli accertamenti sommari, attraverso anche la raccolta di testimonianze ricevute sul posto in merito all'incidente in laguna tra la motonave privata Osvaldo e un battello della linea 1 entrati in collisione davanti a Sant'Elena. Lo scontro ha provocato 5 feriti, tra i quali una donna di 44 anni particolarmente grave, sottoposta a intervento chirurgico a causa di lesioni interne. I legali delle parti coinvolte preparano la loro strategia. L'avvocato Augusto Palese, che assiste Corrado Bararin, comandante della motonave Osvaldo, nonché socio della compagnia di navigazione, chiede, al di là degli aspetti legali,
anche in via extragiudiziale, congrui risarcimenti per tutti i feriti. Il nostro assistito è molto dispiaciuto per i passeggeri del vaporetto che si sono feriti a causa della collisione. Auspica che possano guarire nel miglior modo possibile e faremo tutto quello che si deve affinché le compagnie di assicurazioni coinvolte li risarciscano adeguatamente, svolgendo la loro doverosa funzione sociale. Ballarini ancora non si capacita di quanto accaduto ed è stato nominato un consulente di parte. Il comandante nostro cliente non si capacita come sia avvenuto l'incidente. È per questo che insieme al collega Davide Vianello Viganò abbiamo incaricato cautelativamente un esperto perito nautico veneziano, il dottor Alfonso Morisieri, proprio per la ricostruzione della dinamica del sinistro in relazione alla normativa vigente. Espressa piena fiducia sugli sviluppi dell'inchiesta. Piena fiducia nel lavoro che sta svolgendo la Capitaneria di Porto di Venezia, i cui accertamenti poi verranno presi in considerazione dalla Procura veneziana per configurare eventuali ipotesi in astratto di reato. Decideremo poi il da farsi. Questo dunque avete sentito la posizione. Allora andiamo sull'home page del Gazzettino perché c'è un incendio in un palazzo di 5 piani, evacuate 17 famiglie, siamo a Pordenone in via D'Annunzio, l'allarme è scattato questa mattina e quindi c'è stata una mobilitazione generale naturalmente con l'evacuazione di 17 nuclei familiari. Il palazzo d'altro canto è molto grande, vedremo se riusciremo prima della fine della diretta a collegarci con il nostro Omar Costantini della redazione di TV12 per gli aggiornamenti da Pordenone. Andiamo ad Arzergrande ora, provincia di Padova, perché è scontro politico su una proposta dell'opposizione che coinvolge la memoria di Giulia Cecchettin. È polemica tra maggioranza e opposizione ad Arzergrande, uno scontro politico che coinvolge suo malgrado la memoria di Giulia Cecchettin, vittima simbolo della violenza sulle donne, caduta sotto i colpi di Filippo Turetta poco più di un anno fa. L'opposizione infatti ha presentato in Consiglio Comunale una mozione per intitolare la biblioteca comunale a Giulia, mozione respinta però dalla maggioranza di centrodestra che ha replicato proponendo di allargare l'intitolazione a tutte le donne vittime di violenza per rispetto alle decine di femminicidi che sono avvenuti dopo quello di Giulia. Niente da fare, lo scontro è stato muro contro muro, con l'opposizione che si è rifatta ad altre iniziative simili avvenute a Padova e Cavarzere, dove l'intitolazione a Giulia è stata accolta, e la maggioranza, dal canto suo, ferma nel ritenere che sarebbe riduttivo limitarsi alla giovane studentessa. La mediazione non è stata possibile e la biblioteca rimane così senza nome. Il sindaco ha proposto un incontro maggioranza-opposizione per riformulare la mozione della minoranza e accontentare tutti. Ci spostiamo, parliamo di sviluppo urbanistico, andiamo da Alex Giuliano a Bassano del Grappa, anche quel centro evidentemente cittadino non si esime dal confronto, dal dibattito sempre acceso sull'apertura di un nuovo punto vendita, un supermercato in particolare. Sentiamo gli aggiornamenti. A Bassano tiene banco una polemica in questo periodo, è una polemica che riguarda lo svuotamento del centro storico, che riguarda un possibile danneggiamento a quella che è l'economia di vicinato, l'economia delle botteghe, l'economia dei piccoli negozi. Perché? Siamo in compagnia di Alberto Borriero, che è il presidente dell'Ascom di Bassano. In questo periodo dell'anno sono tanti i progetti che prevedono la prossima apertura a Bassano di grandi catene, di supermercati, di negozi importanti, ad esempio nella zona dell'ex Elba, dell'ex Enel e di fronte all'attuale centro commerciale Il Grifone, quindi siamo in zona via Cristoforo Colombo. Si tratta di supermercati, Alberto Borriero, che fanno parte di grandi catene che rischiano effettivamente di svuotare il centro e portare sempre di più la gente lontano da quello che è il cuore della città. Diciamo che sta avvenendo lo stesso trend che Confcommercio Vicenza sta denunciando da molti anni, quindi aree dismesse, aree in disuso che vengono riconvertite in commerciale
ovviamente con insediamenti di grande distribuzione, supermercati su supermercati, di tutte quante le sigle. E questo qua sembra un unico binomio possibile, che sia questo qua, che solamente i supermercati possano riempire delle aree dismesse. In realtà ci sono molti altri progetti che magari la comunità ha bisogno, quindi è compito di un'amministrazione guardare oltre l'aspetto economico, ma in maniera più interessata per quello che riguarda la socialità. Quindi mancano case di riposo, mancano parchi pubblici, mancano infrastrutture, invece andiamo a creare ancora questi poli commerciali, chiamiamolo così, nei punti di ingresso delle città. Quindi cosa succede? Tipo in zona Grifone, che è già una zona molto congestionata sotto il profilo del traffico, andiamo ad aggiungere una nuova struttura di vendita ad alta capienza e quindi non facciamo altro che aumentare ancora di più il traffico in una zona ben specifica, creando cosa? Un imbuto che poi va a deterrente per le persone che vogliono transitare per quella strada e di conseguenza raggiungere il centro storico. Ecco, ricordiamo che chiaramente si tratta di progetti imbastiti, ereditati già dalla precedente amministrazione. Quando si tratta di lavori di questo tipo, insomma, non si può pensare che siano riconducibili a un'amministrazione arrivata, insediatasi da pochi mesi. Però, Alberto Borriero, cerchiamo anche di quantificare il danno per la piccola economia, per la bottega, per il centro storico. Noi portiamo spesso la voce dei piccoli commercianti in televisione per raccontare i loro disagi, per raccontare anche le loro storie, le loro eccellenze. Scelte come questa però rischiano veramente di pesare un po' troppo. Pesano perché andiamo ad educare una nuova categoria di consumatori, quindi soprattutto i giovani e i bambini, a frequentare abitualmente cosa? Il supermercato. E quindi queste persone, chiamiamole nuovi consumatori del futuro, conosceranno solamente il banco vendita di un prodotto confezionato di un supermercato e non la qualità di un latticino che ti può offrire un piccolo negozio di alimentare, una piccola bottega, l'assaggio, lo spiegarti da dove deriva un alimento e tutte le trasformazioni necessarie. Quindi avremo dei consumatori che sapranno solamente comprare dei prodotti confezionati e non riusciranno a apprezzare la qualità organolettica di un prodotto artigianale che si trova solamente nelle botteghe. Questo dunque è il tema, il dibattito, lo avete sentito, in corso a Bassano. Ci fermiamo per un altro veloce break, torniamo tra poco con altre notizie. Di nuovo in diretta, ultimi 10 minuti di questo nostro Focus TG. Continuano gli avvistamenti di lupo, un altro si è verificato nella notte, pensate, in centro a Bassano del Grappa. Ormai anche le strade comunali, le case, perfino le chiese sono diventate ambiente naturale per i lupi. L'ultimo avvistamento è avvenuto a Bassano del Grappa nella notte, in una zona densamente abitata e frequentata. Siamo vicini alla chiesa della Santissima Trinità, a 2 passi dal centro, nota anche per la presenza del Teatro Remondini. L'esemplare di lupo, ancora una volta un solitario, forse lo stesso visto negli ultimi mesi nella vicina area collinare di San Michele, viene intercettato da un automobilista mentre circola sulla strada principale, attraversa l'incrocio che porta a Valrovina e si dirige verso il sagrato della chiesa, in zona che, almeno per un tratto, è del tutto pedonale. Non è dato sapere se poi il lupo abbia proseguito verso il centro di Bassano, a pochi passi c'è il Ponte Vecchio e l'argine destro del Brenta, o se abbia scelto di tornare sui suoi passi o dirigersi in zone meno urbanizzate. La ricerca di cibo è quasi certamente la spinta che lo ha portato fin qui. I proprietari di animali domestici sono avvisati, dato che i casi di predazioni e le capacità del lupo di superare le recinzioni sono ben noti a chi ha subito danni per tutta l'estate e l'autunno appena trascorsi. Questo dunque è l'ennesimo avvistamento di un lupo. Allora, ve l'avevo anticipato durante la trasmissione, siamo adesso in grado di farvi sentire quello che è il bilancio 2024 stilato questa mattina in conferenza stampa dal questore di Padova Marco Odorisio, intervista raccolta dal nostro Federico Fusetti.
Bilancio del 2024, che quadro esce di Padova, signor Questore? Sì, è una fotografia oggettiva di tutto un anno di attività, quindi non soltanto nell'ambito dei servizi di prevenzione, vigilanza, controllo del territorio, ma anche di attività concernente le tante manifestazioni di ordine pubblico, da quelle sportive ai cortei, l'attività svolta anche dalla Digos, le attività e i servizi svolti. Noi oltre a avere tra i nostri compiti istituzionali garantire la sicurezza, abbiamo dei servizi verso l'utenza. Parliamo dell'ufficio immigrazione che gestisce qualcosa come 107.000 posizioni di cittadini stranieri, con una media di 500 persone al giorno che transitano nei nostri uffici, o ancora l'ufficio passaporti che addirittura ha quasi raddoppiato, che dà un altro servizio ai cittadini, riuscendo finalmente a garantire tempi rapidi anche per chi ha necessità ed ha urgenze, piuttosto che l'ufficio licenze. Quindi sicuramente un risultato, ripeto, un 2024 positivo, dove sicuramente, a me piace dirlo, in termini di sicurezza, credo che i primi che facciano sicurezza siano le comunità, i cittadini, le categorie che insistono sul territorio. Quindi sono loro a fare per primi da argine, e da frangiflutto a derive pericolose. Poi c'era anche il compito nostro, delle forze dell'ordine e forze di polizia. Sicuramente il dato che emerge è quello relativo alla violenza di genere, sono raddoppiati praticamente gli ammonimenti, 241, un dato che va interpretato in maniera positiva, perché c'è una rinnovata consapevolezza nel segnalare subito criticità in un rapporto di coppia. Altro fenomeno monitorato e anche adeguatamente contrastato, quello dei furti nelle abitazioni. Andiamo all'economia col nuovo report di Unioncamere con il presidente della Camera di Commercio e di Assocamere Estero di Treviso Belluno, Mario Pozza, che fa il punto della situazione. Soffrono abbigliamento e calzatura, sport e occhialeria, che solo nel bellunese vale l'85% dell'export. Nuova frenata dell'export per la marca trevigiana. Il trend fotografato nei primi 6 mesi del 2024 si conferma anche per i mesi a venire, fino a chiudere l'anno con un meno 2% rispetto all'anno precedente, fermando il fatturato ottenuto sui mercati internazionali ad 11,8 miliardi di euro. A confermarlo è l'ultimo studio di Unioncamere, che assegna ancora una volta alla contrazione del mercato tedesco le maggiori responsabilità dello Stato a nord-est. Calo importante, meno 4,8% dell'export per l'occhialeria. Questi i numeri per i distretti della Marca e del Bellunese. Sulle esportazioni, Treviso 1,6 miliardi negli Stati Uniti e Belluno 1,2 miliardi, con riferimenti diversi dalla tipologia di produzione. Nonostante tutto, però, a noi vediamo che dai dati i macchinari ancora tengono, anche il mobile, quello che accade purtroppo il settore dello sport, dell'abbigliamento, il calzatoriero, l'abbigliamento, e poi la carpenteria. In calo il business verso Francia, Romania, Austria. In area extra UE la Gran Bretagna segna un meno 4,8%, meno 13,8% per la Russia. Numeri positivi per le esportazioni invece in Turchia. Bisogna puntare ovviamente su nuovi mercati, il mercato indiano, il mercato asiatico. Nel Vietnam, con la Camera del Vietnam si sta pensando a una fiera del Made in Italy, e quindi bisogna esplorare mercati non che conosciamo, ma nuovi mercati. A Treviso è già in calendario per l'autunno del 2025 una fiera dedicata ai 21 paesi dell'America Latina, con l'obiettivo di far conoscere i prodotti trevigiani e bellunesi, sui quali oggi pesa la concorrenza dei paesi asiatici. Il Made in Italy può giocarsi ancora la sua, però ha un conto da pagare, che è quello del caro della bolletta elettrica, che è il caro della manodopera, nonostante ai nostri dipendenti in busta paga non arrivi tanto, ma tutto questo va a incidere. Noi siamo un paese trasformatore, non abbiamo materie prime e paghiamo nella produzione anche questo. Allora siamo in grado adesso di collegarci in diretta da Pordenone con Omar Costantini e Michele Zanette per l'incendio che ha costretto a evacuare un palazzo di 5 piani. A te Omar, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per la linea. Siete collegati in diretta con Via D'Annunzio, qui a Pordenone, dove alle 9:30 di questa mattina è scattato l'allarme in merito a questo incendio che si è sviluppato all'altezza del tetto di questo stabile di 4 piani. Quello che conta, va subito sottolineato, per fortuna non ci sono persone coinvolte, nel senso che non ci sono feriti, e questa è la cosa principale e fondamentale da dire. Sul posto celermente sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto il target, iniziato l'opera di spegnimento e messa in sicurezza. In questo momento si sta controllando il tetto per capire che non ci siano chiaramente focolai che potrebbero riprendere insomma lo sviluppo dell'incendio, però quello che conta è tutto sotto controllo. Si sta ultimando la prima fase dell'operazione di intervento, dopodiché c'è da capire se lo stabile sarà agibile nelle parti basse, cioè che potrà ospitare almeno al piano terra e al primo piano le famiglie all'interno, e le altre eventualmente saranno trovate soluzioni di fortuna. Sul posto, come detto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine, in particolare gli agenti della questura di Pordenone insieme ai colleghi della polizia locale, che stanno svolgendo, come si dice in questi casi, un ruolo strettamente di assistenza e vicinanza alle famiglie coinvolte. Quello che conta, ripetiamo, non ci sono feriti. Per il momento da Pordenone, a te la linea. Grazie Michele Zanetta per questo aggiornamento. Allora, noi siamo in chiusura, il tempo per sottolineare un lutto nel mondo dello sport che colpisce naturalmente anche il Veneto e la Marca trevigiana, perché si è spento Daniele Bagnoli, morto il coach della grande Sisley. Qui siamo sul home page del Corriere del Veneto. A Treviso aveva vinto 6 scudetti, mantovano, 71 anni, è stato l'allenatore del volley italiano più vincente di sempre. I primi 2 tricolori nella grande Modena, poi l'epoca d'oro nella Marca con la FIPAV, che dice lascia una grande eredità alla pallavolo italiana. Così Daniele Bagnoli. È tutto per questa edizione di Focus TG, che sapete il sabato chiude prima. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Francesca Pezzo e Tommaso Migot in regia e vi auguro un buon sabato pomeriggio. Arrivederci.